E come promessovi, come da scaletta, adesso un grandissimo attore, mio grande amico, speriamo gradito anche da voi. Signore e signori, Pippo Battavina. Sono stati troppo gentili. Io ti ammazzerei, per esempio, ti ucciderei, perché quando mi si fa una presentazione un grandissimo attore, io mi vergogno, mi casca la faccia in terra. Ma letteralmente, perché se tu ti riferisci a un fattore di età avanzata, no, allora hai ragione tu. Sicuramente non si parlerà di età. Molti a Canicattì già ti conoscono per averti visto in emittenti. Sei senso chiaro? Ho notato... Una cassata. Quando parli pare che ce ne esce Gileppo dei cannarini. Ho notato che sei senso chiaro, sì, mi vedi bene. Perfettamente. Perciò Pippo Battavina, dicevo, che molti conoscono perché è stato qui ultimamente con lo spettacolo musicale musical di Tony Cucchiara, La ragazza che campava di vento, che la fanciulla che campava di vento, che fa parte della stagione teatrale 86 di Canicattì, del Cinema Teatro Odeon. Pippo, sì. Io ho difficoltà, è da molti anni che lavoro con Pippo e ogni volta è un'esperienza diversa, un'esperienza direi anche allucinante, perché lui si introduce così, io faccio un ingresso completamente diverso e mi crea questo problema. Mi ha dato questo impasse, si chiama impasse. Sì, perché tu lo fai tutto professionale, tutto preso. Noi ci prepariamo una certa entrata, allora io ti chiamo, tu Pippo Battavina, applauso, e Pippo Battavina mi entra così e mi rovina l'entrata. Tende a distruggere tutto, naturalmente. E allora? E per entrare nel... Poi fra l'altro abbiamo tantissimi giovani qua seduti a terra, che è bellissimo vederli seduti a terra, quindi cerchiamo di diventare un pochettino come loro, capito? È una cosa difficilissima. Tra parentesi, tu hai dei figli che credo abbiano l'età... Ma perché tu devi dire? È una cosa che più dà fastidio. No, voglio dire, se capitano determinate congiunture, non le fai avere. Non sono figli adottivi, sono tuoi. Una di 18 e uno di 15 quasi. Picchio dice così, uno di 18 e uno di 15. Per dire, perché, signora, no. Signora, lei mi fa un'antipatia mortale. È l'insegnante vostra? Bocciatela. Per la cronaca, l'insegnante ha detto, perché era senza microfono, è vecchio, voleva dire, ecco. Allora, senti Pippo, sì, molti ti aspettavano, sinceramente, perché io ho respirato un po' il clima qua di Canicattì e dei dintorni un attimo prima che iniziasse la trasmissione, e tutti aspettavano Pippo Battavina, tutti lo aspettano perché è un personaggio simpatico, perché, ripeto, lo hanno visto all'opera, hanno visto calcare i palcoscenici, nella veste di cabarettista, che è la tua, chiamiamola, più vecchia veste, sì, e quella più recente appunto di attore, tra virgolette, impegnato in giro per i teatri ormai di tutta Italia. In questo momento appunto con Tony Cucchiara, sì, in questo spettacolo La fanciulla che campava di vento, che sta facendo il giro un po' di tutta la Sicilia, poi andrete anche, mi pare, proporrete questo musical a livello nazionale? Ma noi ci auguriamo che vada anche in un circuito nazionale, perché lo spettacolo merita parecchio. Comunque sicuramente è lo spettacolo che porteremo in giro per quest'estate. Bene. Tantissimo, quindi speriamo che sia un grosso successo. Canicattì è stato già programmato tempo fa, ha avuto un enorme successo, lo dico io, non lo dici tu perché ero presente tra parentesi. Bene Pippo, io adesso ti lascio con i tuoi lasci solo? No, te lascio solo, io non posso fare altro che lasciarti solo, perché da solo senz'altro rendi meglio che con me. Pippo Battavina! Lui da solo dice che ti lascio, che senz'altro da solo rendi meglio, non sai che invece è drammatico, da soli, fin quando c'è lui uno si aggancia un pochettino, lo sfotte, ci scherza, invece da soli invece domini tu la situazione e diventa drammatico. Beh, devo dire, io sono conosciuto un pochettino, Totò ha parlato del fatto che sono un attore, è vero, da 28 anni, cara signora, cara professoressa, da 28 anni che io faccio questo mestiere, lei si è comportata malissimo poc'anzi, lei mi ha detto vecchio, si è comportata malissimo, che faccio questa professione da 28 anni, signora, no, mi creda, veramente, ogni volta è un dramma affrontare il pubblico, perché non si sa mai come va a finire, rideranno, non rideranno, è un braccio di ferro, incredibile. Però trovandomi con i giovani devo dire sono molto più morbidi forse, anche perché non sono abituati
a vedere, ad avere visto tantissime cose, poi sono picciuttetti, ancora sono più freschi, sono più plasmabili da questo punto di vista. Devo dire, io sono conosciuto tanto, non per il fatto che faccia teatro da 28 anni, quanto per aver inventato un modo nuovo di raccontare le barzellette. Le barzellette sono delle cose molto simpatiche, però hanno la grandissima disgrazia, le barzellette, di essere barzellette, nel senso che sono un pochettino conosciute da tutti. Ora io vi prego che barzellette dice, vi vedete chi sta conosce, chi sta saccia, chi sta vecchia, quante bestie, quante cose vecchie passate. Fate finta di non conoscerle, queste barzellette, queste storielline che io andrò a raccontare nel corso di queste 8 puntate che ci terranno assieme. Quindi fingete di non sapere niente. Dunque, voi studiate inglese, no? A scuola? C'è qualcuno che studia inglese? Cioè, sapete, l'inglese è lingua internazionale, no? Lingua internazionale. Oggi senza le lingue veramente non si fa niente, soprattutto per la lingua inglese, importantissima, quindi bisogna studiarla. E purtroppo succedono dei grossi drammi pure di gente che crede di conoscere l'inglese e invece non ne sa niente completamente, proprio niente. Allora succedono quelle cose terrificanti che uno parla, non so, di patate e quello capisce ceci, o viceversa. Al porto di Catania, un giorno attracca una nave inglese, no? Attracca sta nave inglese, attracca questa nave mastodontica, attracca. C'è sulla tolda della nave un marinaio inglese, naturalmente, che la nave è inglese, la bella bandiera inglese, attracca sta nave, e sto marinaio inglese con tanto di berretto messo là, e i vari portuali catanesi che si davano da fare, catanesi, tenete bene, è importante questo fatto che è catanese, portuali catanesi che si davano da fare, incominciare tutte le varie operazioni di attracco della nave. Allora a un certo punto sta nave accosta sulla banchina, accosta, questo marinaio sempre là sopra, e un marinaio, il portuale catanese, a terra praticamente sul molo, no? Sta nave attracca. Sapete che quello che è sopra deve, quando le operazioni di attracco sono praticamente ultimate, lanciare la gomena, sta corda che poi viene attaccata alla bitta, eccetera. Quindi c'era questo marinaio catanese, diciamo che si chiamava Fassapella, no? Fassapella, bello corpulento, imbustato, con tanto di mustazze, ignorante in una maniera incredibile, no? Mi sono aspettato che stava e allora sta nave si ferma e che si fa? Au! Un catanese, all'inglese. Au! Ietta corda! E allora quello inglese naturalmente da solo, what? Libera. Ietta corda che attacca, la corda, la nave se ne va. Oh, I don't understand. Come si fa capire, guarda che sta andando sul bestia. Ietta corda! I don't understand. Io povera male, come ci butta? A corda, pana! I don't understand. I don't understand. Passa mentre stiamo a corda, ci stavano uscendo lo fuori a sto catanese, no? Allora tutto il mondo fa, oh! Do you speak English? Oh yes! E allora vuoi aiutare sta corda? Diamogliela la mano, diamogliela la mano, anche se mi ha detto che sono vecchio. Grazie. Pippo, per chiudere, soltanto un saluto, tra parentesi, ho saputo così, i nostri addetti ai lavori sono andati a Catania e ci hanno detto che tu sarai il presentatore del Festival della Canzone Siciliana, sì, è vero? Lo presenterò io. Quindi avremo anche la fortuna e il piacere di vederti all'opera come presentatore di questa nostra canzone siciliana che tanto è mancata, adesso grazie anche ad una nostra, chiamiamola consorella, televisione privata Antenna Sicilia, è stata rivalutata anche a livello regionale. Quindi praticamente avrete la fortuna, se fortuna si può chiamare questo dramma, di vedermi 2 volte in una settimana, vedi che divertimento. E allora Pippo, un saluto agli amici di Canicattì, l'appuntamento con Pippo è la prossima settimana. Arrivederci a tutti.